La neve abbondante ha imbiancato il paesaggio, regalando ai giochi quel panorama candido che tutti speravano, e stamane la vittoria della coppia azzurra del curling con la cortinese Stefania Constantini ed Amos Mosaner apre un sorriso sulla vigilia dell'apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina, con la cerimonia domani alle 20 allo Stadio San Siro e gli eventi concomitanti previsti a Cortina con la parata delle nazioni e l'accensione del braciere. L'attesa è tanta, il clima è euforico, grande emozione per gli atleti, con la visita al villaggio olimpico di Milano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha scherzato indossando la giacca olimpica. Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi. Per il vero, anche da giovane non sarei mai stato selezionato, vi assicuro. Però grazie di questo dono lo conserverò non soltanto con affetto, ma lo indosserò se riesco a farlo, non è soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi giochi e questo ne conferisce un grande valore per me. Grazie. Intanto stasera alla cena ufficiale a Milano con il Presidente della Repubblica, il vicepresidente americano Vance e capi di Stato e di Governo di mezzo mondo, ci sarà in rappresentanza del Veneto Luca Zaia e non il Presidente della Regione Alberto Stefani, che ha voluto precisare. E sono sicuramente qualcosa di straordinario per questo territorio. Al tempo stesso, l'ho detto, ma non credo sia qualcosa di, come posso dire, di nuovo, il fatto che un presidente di regione ha anche altre incombenze, quindi è giusto che si occupi di sanità, di sociale, di lavoro, di impresa e lo faccia anche durante le Olimpiadi, e credo sia assolutamente doveroso e faccia parte del mio compito istituzionale, quindi mi fa specie che sia un po' una notizia, però credo sia assolutamente qualcosa di normale